Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale. Mamma mia che audio altissimo, vado a regolarlo un attimo. Scusate, allora un attimo che regolo un po' meglio il microfono. Non capisco perché sia così alto questa sera, ma boh, di audio, quello che sia. Nel frattempo in cui attendo che il bitrate si stabilizzi, ok, nel caso fatemi sapere se l'audio dovesse essere troppo alto o troppo basso. Comunque, andiamo sul pezzo. Virus101 vi dà il bentornati e benvenuti all'interno del canale di Virus101, come sempre. E sul pezzo oggi parliamo di uno dei nostri antichi e simpatici amici che si chiama Elite Dangerous Horizon, espansione Beyond, update 750.000.7, vabbè, quello che sia. Allora, come potete vedere da grafiche iniziali questa sera, perché siamo su Elite? Fondamentalmente per parlare della beta. L'update beta patch FID B3F917W per la precisione, quindi come vedete qui in basso a sinistra siamo sul server del Fleet Carriers Update Beta 1 Patch 1. Allora, perché sono rientrato all'interno di questo gioco? Beh, ovviamente per provare la beta e per vedere un attimo che cos'era, che cosa sarà e di cosa un po' tratta questo update. Allora, da dove partire? Beh, è una grandiosa domanda da dove partire, perché sinceramente è molto problematico il discorso. Visto il mio precedente video sulla precedente beta big update che Frontier aveva fatto, e tutto quello che poi ne è scaturito, cercherò di essere molto calmo e pacato. Ci ho messo circa mezz'oretta a calmarmi dopo che sono andato a vedere un attimo tutti i dati sui Fleet Carriers e devo dirvi che sono abbastanza contrariato, perché dopo anni diciamo di silenzio, di aggiornamenti importanti all'interno di questo gioco, Frontier tira una bomba atomica e inizia a parlare di queste famigerate Fleet Carriers. Fondamentalmente cosa sono? Delle mega navi che dovrebbero portarci in giro a zonzo per... scusate, stavo prestando il cavo, dicevo, che dovrebbero portarci in giro a zonzo per la galassia. Intanto saluto comandante CPT Favia, Thurston 78 che ci raggiunge in questo preciso momento istante, e procedo un attimo col discorso. Allora, prima di andare un attimo sul pezzo, vi avviso, non sarà una diretta lunghissima stasera. Avrei voluto avere molte cose da mostrarvi, purtroppo così non è e così non sarà, e tra un attimo andremo a vedere il perché. Allora, Fleet Carriers, dicevo, navi enormi, 500 light years di jump di base. Uno dirà wow, e già cominciamo malissimo. È stata la prima cosa che ho visto, è stata la prima cosa che mi ha fatto sinceramente alterare in una maniera enorme. Allora, abbiamo una nave che ha le dimensioni di uno spazioporto, praticamente uno spazioporto più grande di un outpost, giusto per capirci, e fa un jump di soli 500 light years. Considerando che un'anaconda ben potenziata e diciamo messa all'osso fa già 80 light years di jump range, prendendo un neutron star questi 80 light years diventano anche di più, quindi arriviamo a un 160 light years, 2 o 3 jump e facciamo la stessa distanza con una nave piccola e normale in confronto ad un Fleet Carrier. Considerando anche un Diamondback Explorer possiamo raggiungere anche di più, credo. Quindi non lo so, 500 light years li trovo veramente ridicoli e li trovo davvero un insulto. Quindi, come da titolo, è un pesce d'aprile? Io spero davvero di sì, perché se veramente confermeranno quanto hanno detto, e tra un po' vedremo un attimo cosa hanno detto, come funzioneranno queste Fleet Carrier, io penso che almeno per quanto riguarda me sarà la pietra
che metterà fine ad ogni mia partita ad Elite. So che non è una cosa bella da dire, so che è una cosa che a me dispiace, perché Elite è un gioco che veramente mi è piaciuto molto, ci ho giocato tanto e ci siamo divertiti anche assieme, eccetera eccetera eccetera, ma allo status attuale io, dal mio punto di vista, sinceramente sono abbastanza stanco di essere un po' preso in giro da Frontier con queste cose, e la cosa che mi sta frustrando nella maniera più assoluta l'andremo a vedere tra un po', ed è il motivo per cui questa diretta appunto sarà molto 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 corta. Allora, prima di andare a vedere la nave, vado a vedere, come ormai di consueto che lo facciamo ogni volta, andiamo a vedere cosa dicono le patch note ufficiali di questa diretta. Nel frattempo vi prego di farmi sapere se l'audio è regolato opportunamente, perché vedo delle impostazioni leggermente diverse dal solito, quindi fatemi sapere se si sente bene e se l'audio di gioco non si sovrappone con la mia voce. Allora, dicevamo, andiamo a vedere di cosa si tratta fondamentalmente questo update. Apro un attimo la pagina web, mi ci sposto anche sopra perché se no non riesco a scorrere giù la pagina, e cominciamo a vedere. Questo è il forum ufficiale di Elite, dove c'è l'announcement delle Fleet Carriers. E giusto per anche precisare a chi mi domandava nel video precedente se potevo fare una traduzione del content update reveal che hanno fatto, abbiate pietà, ho provato a guardare quel video ufficiale di Frontier, non sono riuscito ad andare oltre i 2 minuti. Un content reveal così noioso faceva proprio male agli occhi. Allora, si sente forte ma la qualità della voce è minore delle altre volte. Caspiteronzola, che cavolo sta succedendo? Allora, facciamo così, provo ad abbassare un attimo da micro, perché penso che vada un po' in saturazione. Pronto, 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 ok, perfetto, alzo un attimo, oh sì, 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 migliorata ma abbassata, sì, 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 ok, adesso dovrebbe andare meglio, perché vedevo che andava un po' in saturazione il microfono e forse dovevo riregolare un attimo 2 o 3 cose. Allora lo abbasso un altro pochettino da di qua e lo reimposto da di qua. Ok, fammi sapere come troppo troppo troppo. Ok, bene, adesso dovrebbe andare meglio, dammi conferma. Va benissimo ora, perfetto, ottimo ottimo, ti ringrazio, voce sua. Mamma mia, quanti complimenti. Ok, allora, beh, grazie del complimento. Purtroppo Elite, un'altra delle rogne che ha è appunto modificare i volumi di microfoni, cuffie e altre cose, e quindi mi sballa tutte le configurazioni che do di solito. Comunque, torniamo su noi sul pezzo. Allora, dicevamo, ho cercato di vedere il content update reveal che hanno rilasciato, vi giuro non sono riuscito ad andare oltre i 2 minuti. Guardare negli occhi e cercare di ascoltare, di seguire quello che dicevano su un content reveal che doveva essere veramente una cosa bella, perché è una cosa che si aspettava tanto, e sentire queste persone che devono vendere fondamentalmente un prodotto, sentire sì, potreste fare anche questa cosa, sì, perché c'è anche questo in gioco e dovete pagare e dovete fare... Cioè, è impossibile, io non sono riuscito ad andare oltre il primo minuto, minuto e qualcosa. Ho provato anche a skippare il video avanti, non ce l'ho fatta. Abbiate pazienza, ma almeno dal punto di vista mio è stata un'agonia. Ecco, è stata un'agonia cercare di guardare il content reveal video. Io ho resistito 10 minuti, complimenti, veramente, io non ce l'ho fatta, davvero, davvero, davvero una cosa, cioè se mi dovessero presentare un gioco in quella maniera lì io non lo comprerei, lo dico da consumatore e da giocatore. Comunque, lasciamo perdere quel video pessimo e andiamo a vedere invece cosa dicono come patch ufficiale. Non mi dilungherò nei commenti né nell'analizzare tutte le varie cose, ma prenderemo solo i momenti salienti. Quindi benvenuti comandanti, adesso potrete trovare la vostra Fleet Carrier Content Reveal, bla bla bla.
e lo potete trovare qui, quindi chiunque voglia sa che da qui poi potete andare a trovarvelo qui sul canale di YouTube. Se riuscite a guardare, sono 54 minuti, ragazzi, non è che si parla di poco, e sono qui che parlano del gioco, vi fanno vedere un attimo le fleet carrier, come configurarle, cose del genere, cose che io non riuscirò a fare, e vabbè, non importa. Comunque chiudiamo un attimo questa parte qui, e sapete che comunque se volete trovarlo lo trovate da questa pagina, che dopo linkerò nel video risultante di questa diretta. Comunque andiamo avanti. Che cos'è una fleet carrier? Vabbè, sono delle ship mastodontiche, sono delle navi mastodontiche usabili come basi mobili, che è una figata come concetto, assolutamente. Non vedevo l'ora di poter avere una cosa del genere, ma mi sarei accontentato anche di una base stabile, una base mobile. Uno dice, mamma mia, che figata, che figata. Multiple hangar, quindi molti garage dove mettere le vostre navi, e c'è un comandante dentro che potete istruire, un equipaggio, tante varie cose. Dici, caspita, che bellezza. Poi arriviamo a questa cosa con 500 light year di jump range. Ne parlavamo anche prima della serie. È una barzelletta, mi stai prendendo in giro? Allora, sono tanti 500 light years, non sono decisamente pochi all'interno di questo gioco, considerando che il Sidewinder ne fa 7. Ma un Diamondback Explorer arriva a farne 60-70, neanche super ingegnerizzato, E quindi un paio di Neutron Star, una nave microscopica, small, può arrivare a fare tipo 160 di light years di jump range una volta che l'avete opportunamente potenziata e utilizzate le Neutron Star. Chiusa parentesi, mi ripeto dopo. Comunque, nuove opportunità per spedizioni, long range travel e bla bla bla. Allora, questa cosa è, penso, copiata da quello che sono le mega ship di Star Citizen. Una supposizione mia, ma da quello che vedo, da quello che ho letto, sono proprio fatte di pari pari, solo che a differenza di Star Citizen, come funziona questa cosa? Star Citizen le comprate a cucuzze vere quando saranno disponibili il giorno del mai, e si vedrà lì come le faranno. Qui la prima cosa che il gioco ci dice è che ci servono 5 miliardi di crediti. Se avete il Kickstarter discount, bla bla bla, se avete pagato questa cosa su Kickstarter avrete uno sconto. Comunque, se non ce l'avete, vi costano 5 testoni, no, 5.000 testoni, 5.000 milioni di 5 miliardi, ok? 5 billion credits. E da qui cominciano le note negative. Chi cavolo in gioco può permettersi di affrontare una spesa di 5 miliardi, ok? E parlo di giocatori che hanno giocato eticamente, se non giocando ogni sera, farmando 100 milioni a ora in ogni modo possibile. Vi servirà almeno una settimana barra 2 settimane se riuscite ad arrivare a questa cifra, ma attenzione perché è solo l'inizio. Comunque ne potete avere solo una a testa, e possono gestire i docking permission per evitare che alcuni giocatori possano accedervi, o gli squadron, e bla bla bla. Quindi c'è un minimo di gestione social, mettiamola così, e 16 landing pad, 8 large, 4 medium, 4 small. Vabbè. Non hanno più i loadout predefiniti, ma hanno una varietà di servizi che possono essere tessuti per il vostro playstyle, quindi potete scegliere cosa e come configurare la vostra fleet carrier, quindi la vostra mega nave, e fin qua diciamo va bene. Qui ci rispondono di nuovo qua 500 light years di jump range. Io mi aspettavo almeno un 1000 light years di jump range, ok? Considerando che Colonia, che è distante tipo 20.000 light years dalla bolla, mi richiederà un bel po' di jump anche con il fleet carrier, e non sono gratis i jump dei fleet carrier, perché può fare grosse distanze, bla bla bla, e richiede il trizio come carburante. Quindi questa nuova commodity che hanno creato, il trizio esiste anche in natura, ok? Ed è il carburante di queste navi, e voi questo trizio potete comprarlo dove ci siano degli starport che lo vendono, e qui parlano di economie di tipo raffineria, oppure sminando gli Ice Asteroids. Quindi qui abbiamo, almeno ci hanno dato la possibilità di comprarlo o di recuperarlo
dove siamo. Quindi se partite con una nave di questo tipo qui, ricordatevi di portarvi sempre una nave da estrazione dietro, quindi con tutto il tempo che questo riguarda. Se non ce l'avete già, dovete prendere un Python o qualcosa del genere e attrezzarlo per il mining, punto. Non ce n'è, non si scappa da questa cosa. Poi, allora, vabbè, dovete fare il plot della destinazione, bla bla bla, sulla Galaxy Map, apparirete in orbita intorno a quel sistema. Se il... Ah, ok, potete selezionare anche uno specifico pianeta in cui andare a respawnare, questa cosa è una cosa interessante. Non potrete entrare nei permit system anche se avete i permit per quella regione di spazio. Quindi se voglio andare a Sol col mio fleet carrier non posso farlo. Ok, quindi state attenti a questa cosa qua. Ehm... Potete decidere di fare un jump al fleet carrier at any time. It does take some planning. Allora, per il jump diretto al fleet carrier ci vorrà un'ora per preparare l'equipaggio e il... Ah, ok. Quando dovete fare, vi servirà un'ora. E si inizia un'ora per preparare l'equipaggio e la nave al jump. Quando il jump è possibile, il fleet carrier non potrà fare il jump per un'altra ora, perché avrà bisogno di ricaricare. Quindi, cosa succede? Potete saltare 500 light years, ma vi servirà un'ora per preparare la nave e quando avete fatto il primo jump vi servirà un'altra ora di tempo reale per poter fare il jump successivo. Scusa, ma cosa mi serve questa nave? A cosa mi serve? Prendo l'Anaconda, mi faccio 7 jump in un'ora, con le Neutron Star, con una Anaconda fatta decentemente che fa dei jump di 150 fino a 200 light years di distanza con un'opportuna Neutron Star, in un'ora mi faccio migliaia di light years. Caspiteronzola, ok? Ok, calma, calma e stiamo calmi. Comunque, dove la compriamo? C'è questa Brewer Corporation, bla bla bla, ci saranno degli specifici starport dove potete comprarla e come bla 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 sono indicati come Carrier Construction, Structure for Nearby, vabbè, dopo le vediamo perché qui sì posso farvi vedere qualcosa. Carrier Construction Facility del New Starport Server, quello che abbiamo appena detto, sono dei nuovi mega cantieri attaccati a degli starport, vabbè, dopo andremo a vedere anche questa cosa che non sono stati buoni di fare visualmente neanche questo, perdonate la mia frustrazione ma sono abbastanza alterato. Comunque, quando la comprerete, la troverete, allora, la comprate nel sistema e dopo la troverete nel sistema più vicino con the nearest available system orbiting a body. Ok, quindi ve la piazzano neanche vicino al cantiere dove l'avete comprata, ve la piazzano su un sistema a parte là da qualche parte là intorno, vi verrà messa l'icona e ve la troverete lì. Evviva, cioè Bartolini riesce a consegnarvi uno spillo dall'altra parte dell'Italia e via. Comunque andiamo a vedere un attimo la chat, senza senso perché aspettare tanto solamente per recuperare il carburante ci metti un'ora e mezza di tempo per minare, quindi anche Thurston 78 ci conferma che non ha alcun senso questa cosa, anche perché se non dovessi minare e io ho comprato tutto il trizio che mi serve per fare tutto il viaggio, cosa faccio in quell'ora mentre la nave si riprepara al jump successivo? Ok? Spengo tutto, vado a bermi un caffè e dopo torno indietro perché cosa sto là a fare? Ma e metti che finisco in un sistema dove non ho il trizio, perché magari non ci sono ice body, ice cose da fare, mi tocca cominciare a gironzolarmela intorno per. Comunque, vabbè, lasciamo perdere queste cose. Comunque, allora, andiamo alle cose belle, perché queste navi hanno un costo di mantenimento che è spropositato. Allora, ovviamente le operazioni giornaliere hanno bisogno di un equipaggio per far bla 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 tutto e potete reclutarlo quando... allora, potete reclutare nuovi membri, nuovi servizi e anche temporalmente sospendere certi servizi. Sono equipaggiate con un commodity market, un tritium depot, quindi dove poter mettere il carburante, un deck officer ovviamente e un comandante. Ehm, ah,
Ok, c'è questo Carrier Management System Service che vi consente di fare queste cose. Attenzione che andiamo alle cose belle. Cosa vi serve per gestire tutto? C'è un core cost, quindi questa nave ha un costo. 15 minuti max avrebbe senso per creare atmosfera, diciamo, sì, esattamente, cioè non farmi zampare subito 5 minuti, 10 minuti, tempo di riavviare i supercapacitatori dell'FSD megagalattico, per carità, ma è un gioco, cioè, vabbè. Piano, calma, respiriamo. Torniamo sul pezzo. Sì, sì, d'accordissimo con te, Thurston 78. Assolutamente. Ovviamente quando assumete gente vi costerà. Quando aggiungete servizi avrà un costo, quindi tutti i costi opzionali e ci saranno i costi di mantenimento. Questi costi sono stati calcolati, leggevo in giro, intorno ai tipo 73 milioni a settimana, anche fino a miliardi a mese per poter mantenere queste navi. C'è una banca, quindi la Fleet Carrier ha una sua banca che tiene i crediti che sono usati per tutti i Fleet Carrier Cost. Quindi avete comprato una banca, ok? Con i motori, che non fa altro che fare quello che fanno tutte le banche di questo pianeta, praticamente svuotarvi il vostro portafoglio. Punto e fine, senza darvi neanche in cambio cosa, perché adesso andiamo avanti un attimo veloci. Fleet Carrier che potete depositare, potete ovviamente depositare cucuzze, recuperare cucuzze, sono tutte, vabbè, tutte le transazioni vengono fatte con questa banca, quindi mamma mia dove hanno perso il tempo. Fleet Carrier can also change additional fee ok, potete anche guadagnare qualcosa dai giocatori che magari arrivano, comprano, vendono nel vostro market, per carità. E non dà neanche credito come le banche vere. Esatto, assolutamente, non vi fa neanche i prestiti. Ecco, e qui arriviamo. Se non ci sono abbastanza fondi nella banca della Fleet Carrier per coprire i costi settimanali, le Fleet Carrier andranno in debito. E ne parleremo e ne parleranno dopo. Quindi qui lo accennano ma non lo dicono. Vabbè, qui Fleet Carrier Services, Deck Officer, eccolo qua, come potete vedere, Commodities Market, Tritium Market, Fuel Capacity e qui un po' di spiegazioni. Queste le lascio un attimo a voi. I servizi addizionali, Advanced Mining, Outfitting, Shipyard, Fence, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, vi hanno messo anche il Black Market a disposizione lì, cioè... Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che senso ha sta cosa? Ok, additional features, crew members, engineering blueprints, you can view them command, vabbè, ok, quindi farà fare anche dell'ingegnerizzazione della nave che possono essere anche comode, quindi se magari un giocatore non vuole andare a parlare con gli ingegneri nel posto X può venire su un fleet carrier di un amico e fare questa cosa qui. Ma vabbè, non importa, potete dare degli ordini, configurare milioni di cose. Ma la cosa, e qui lascio tutto a voi, perché sono tutte un po' le funzionalità di queste basi mobili assolutamente inutili. Comunque, idea mia, poi magari a voi piace, ragazzi, non sto qui a questionare, questo è una mia personale interpretazione e opinione. Se non siete d'accordo, ben venga, magari a voi piace e allora giocateci, come dico sempre, se il gioco vi piace, giocateci. Se a me piace o non piace, lo commento. Chiusa parentesi, punto e virgola e andiamo avanti. Allora, se non riuscite a pagare, ok, tutta questa cosa qui, il debito aumenterà, ok, ogni settimana in cui i crediti non sono aggiunti o guadagnati per coprire questo debito. Come funzionano le banche? Ok, se andate sotto zero, ovviamente dovete rimettergli e guguzze. Comunque, quando i fleet carrier vanno in debito, un'option serve. Allora, vi disabiliteranno tutti i servizi opzionali, non potranno essere ovviamente riabilitati finché non pagate il vostro debito. Cioè, io già durante la mia vita devo combattere e scontrarmi con finanziarie, banche e cose del genere, adesso devo diventarci idrofobo, perfino dentro un gioco di astronavi. Comunque, punto a capo. Vabbè, dovete pagare il vostro debito, ok, per riattivare gli additional services. Ok, c'è un limite a questo debito che potete accumulare.
e se andate oltre un certo limite perdete il fleet carrier, quindi forse a un certo punto vi conviene anche perderla, perché almeno non vi scialacquerà via tutto il cucuzzaro che avete ottenuto fino adesso. Poi potete decommissionarla. Il decommissionamento, attenzione, ha un suo tempo. Se decommissionate dopo tot tempo i vostri 5 miliardi non li rivedrete indietro, anche perché già quando la comprate e poi la decommissionate avete già perso un 5% di credito, e su 5 miliardi sono un bel po' di cucuzze. E questa percentuale sale col tempo, quindi fate attenzione anche a questa cosa. Vediamo qui se c'è ancora qualcosa di interessante da dire. Bla bla bla. Ok, va bene quello che abbiamo appena detto. Ok, allora non è che la decommissionate subito, andate in uno status depending, quindi dite, ah sì, dovete decommissionare la nave. Ok, iniziamo la procedura. Quindi in questo periodo, quindi finché la fleet carrier è in questo status di decommissionamento, potete ancora fare alcune cose, potete ancora atterrare, potete ancora vendere alcuni servizi, recuperare il vostro cargo e mettere ancora in vendita alcune commodities, non materiali e non dati, non materiali e non dati, commodities. Fate attenzione a questa cosa, quindi anche nel vostro market avete solo commodities, non avete dati o materiali, i micromateriali famosi. Comunque, non potrete più fare cose nuove, vabbè, ok, can cancel, e potete anche cancellare lo status di pending decommission se cambiate idea. Quindi forse questa cosa può essere comoda per evitare i costi di mantenimento, perché magari in questo status potete fare ancora alcune cose, ma magari non vi genera costi, perché sta per essere smantellata. E potrebbe essere una bella idea magari provare a metterla in decommissionamento e dopo recuperarla prima della scadenza del decommissionamento. Però bisogna vedere come la fanno sta cosa, perché se vi fanno pagare non conviene, quindi non lo so, però è un'idea mia, supposizione mia. Comunque. Ok, e qui bisogna fare attenzione perché se avete ancora della roba nel fleet carrier che poi viene decommissionato, c'è la possibilità che quella roba che non avete tirato fuori venga pulita e rimossa dal vostro account. Non aggiungo niente di particolare. Allora, vediamo un attimo la chat prima di procedere oltre, perché sono arrivato al termine delle cose. E l'ultimo capitolo lo vediamo dopo che leggo il commento di Tarston78. Non aggiungono niente di particolare al gameplay, non servono neanche per gli esploratori o per saltare ed esplorare i sistemi raggiungibili, assolutamente. Come Sector, per esempio. La Gnosis, per esempio, doveva partire per esplorare quella zona e fu creato un hype tremendo. Ah, mi ricordo di quella questione, che doveva partire un mega evento di tutto il server e poi mamma mia, vabbè, è andato come è andato. Era l'unica nave che poteva andare in quanto il salto era di 500 lettieri, ma fu attaccata dai Targoid e il salto non venne effettuato. Ora si potrebbe andare con l'FC, con il Fleet Carrier, ma come Sector è diventata Permit Locked. Quindi non si può andare. Avrebbero potuto almeno aggiungere cose che si possono fare, ma solo con le Fleet Carrier, ma niente. E questo era uno proprio dei punti dolenti di questo update. Ma dai, lo tratto dopo. Adesso andiamo avanti un attimo. Però sì, assolutamente d'accordo. Ok, allora adesso siamo in beta, come potete aver visto, come avete visto prima quando ho lanciato il gioco. E questa beta dovrebbe consentirci. Adesso vediamo cosa mi dicono qui. As it currently stands, we are aiming to launch the Fleet Carriers updated in June. Ok. La prima beta inizierà il 7 aprile solo per il PC. E la seconda beta sarà lanciata su PC, Xbox e PlayStation. E sarà fatta a maggio. A maggio? Gennaio? Febbraio? Maggio? Maggio? Gennaio? Febbraio? Aprile? Siamo in aprile. Ok? Bene. Caspita, non mi ricordo più i nomi dei mesi. Sto periodo a casa mi sta fondendo i neuroni. Comunque, lasciamo perdere quello che hanno detto qua. Prendete nota che ci sarà la possibilità che in questi finestre temporali le cose cambino leggermente.
Ah no, che queste finestre temporali cambino leggermente nelle future settimane. E vi aggiorneremo con i dati, bla bla bla. Non, we can't wait to see how you use your fleet carriers in the beta. Attenzione a quello che sto leggendo adesso. Non vediamo l'ora di vedere come userete le vostre fleet carriers nella beta e come queste, come loro, how they, avranno effetto sul nostro, sulla galassia, sulla nostra grandissima galassia di Elite Dangerous quando l'update sarà live, quando sarà finalizzato, mettiamola così. Allora, se non vedi l'ora di vedermi usare la Fleet Carrier, e questa ha un costo iniziale di 5 miliardi di crediti più tutti i costi di mantenimento, qualcuno mi deve spiegare perché io, quando entro nella beta e vado a guardare il mio cucuzzaro, ok, tra l'altro adesso vedete anche una pubblicità del Godlike Gaming Club, partnership con cui porteremo avanti alcuni progetti interessanti e tra un po' ne parleremo anche di loro. Comunque, qualcuno deve spiegarmi perché io quando entro qui e vado a vedere il mio cucuzzaro dentro Elite, vedo un balance di 2 miliardi 244 milioni 298 mila 890 crucuzze, ok, credits. E cosa me ne faccio? Allora, questo è lo status del mio account di tipo 10-15 giorni fa. Come caspiteronzola faccio a provare e testare una fleet carrier che costa 5 miliardi di cucuzze, ok, in una beta che io ho pagato, perché per accedere alla beta pagate, per carità, è un pagamento una tantum di 5 euro, 10 euro, quant'era, non tanto, ma è sempre un update, per cui io ho pagato per accedere e non posso fare i test che Frontier non vede l'ora che io faccia. Perché io con i miei 2 miliardi 244 milioni eccetera eccetera, che me ne stavo anche bello e tranquillo, della Fleet Carrier non me ne pago neanche la metà. E come la testo? Eh sì, per accedere, per avere il beta pass, quando ho dovuto farlo io, ho dovuto sganciargli un po' di cucuzzine reali. Ti dico 5 euro, qualcosa del genere. Eh, non lo so, non lo so. Forse avete comprato qualche versione early access con la beta access compreso, cosa che io non avevo fatto, cose del genere, o qualche promo. Oppure, sarebbe ancora peggio, Frontier ha aperto le beta a tutti alla faccia di chi una volta pagava per poter accedere alle beta. Non lo so, non lo so, non lo so, questa cosa non lo so e non voglio neanche saperla perché ti giuro, vi giuro, non voglio neanche saperla questa cosa, sinceramente. Torniamo a noi. A questo punto io dico, visto che non vedi l'ora di farmi provare sta cosa, perché nella beta io non arrivo qui e non mi trovo 500 miliardi di cucuzze, tanto è una beta, non è il gioco finale. Non è un gioco finale, è una beta, vuoi farmi provare? Dammi 500 miliardi di crediti. Sto perdendo anche la voce. Perché? Come faccio a provare sta cosa se non ho i crediti per farlo? Non puoi supporre che io abbia abbastanza crediti per farlo. Se sono un giocatore che ha iniziato un mese fa e voglio provare la beta e darti cosa ne penso, non potrò mai farlo. Quanto tempo mi ci vuole per fare 5 miliardi all'interno di una beta che poi vado anche a perdere perché viene cancellato tutto? Comunque, vabbè. A questo punto vado a terminare un attimo questa parte. Per terminare un attimo questa parte vi faccio vedere un'altra pagina web che ho preparato. Infatti ne discutevamo un attimo anche prima su Discord e sì, c'è questo bellissimo post, un bel text wall chilometrico di questo utente sul Rual Storage su un Frontier forum ufficiale dove parla appunto di tutta questa cosa qui. Ha un utente che ha fatto dei conti, per quello vi dicevo, e il costo per settimana è più o meno stato calcolato in 147 milioni a settimana. Se siete un giocatore
se siete un pro player, dai, dei giocatori esperti, non è un grosso problema, ma questa cosa qua vi obbligherà a stare attaccati su Elite settimana per settimana. Se voi lasciate una settimana è un problema. Andate in ferie è un problema, ok? E poi decommission the carrier within 24 hours eccolo qua. Allora, decommissionare il carrier in 24 ore perdete il 5%. Però vabbè. Andando avanti nel tempo, ok, dopo 3 mesi potrete recuperare al massimo un terzo del costo totale di decommissionamento, ok? E bla bla bla, vabbè. E qui si è fatto i conti, quindi ci perdete circa 3,75 miliardi quando decommissionate la nave dopo X tempo. Pupu Hypens Don't Punish Video, vabbè, e dopo qui vi lascio, ma metterò anche il link anche di questo nel video risultante. E un'analisi fatta molto bene di tutto il sistema, con tutti i conti fatti anche più precisi di quello che posso dire io, perché hanno fatto proprio i conti in gioco. E vi dà un'ampia panoramica di quello che è questo, di quello che veramente concerne questo update. Quindi se non continuate a giocare praticamente ogni settimana facendo questi 150 milioni circa, scordatevi di avere un fleet carrier, perché non potete mantenerlo, con tutti i problemi che abbiamo appena appunto visto e discusso. Comunque andiamo un po' a concludere questa diretta, sono già 35 minuti, quindi siamo più o meno al mark della diretta, non volevo star qui tutta un'ora a parlare di questa cosa, sono già passati 35 minuti, abbiamo già guardato praticamente quello che volevo trattare. Vedo l'audio di gioco un po' alto, scusate un attimo, vado a regolarlo. Ok, perfetto, me lo abbasso anche un attimo in cuffia perché non sento neanche i miei pensieri, ho le cuffie col volume veramente a dimensioni telluriche. Ok, vediamo se mi ricordo ancora come si fa, perché da un po' che non volo dentro Elite. Sì, dai, è come andare in bicicletta alla fine. Ok, prendiamola. Vi ricordo che io attualmente sono a Colonia e qui la trovate a Jacques Station. Aspettate un attimo che turnico, come diceva qualche nostro commediante dell'epoca, e andiamo a vedere se c'è, dov'è. Dov'è? Era qui dietro. No. Lo caricherà dopo? C'era il... È sparito. O sono io dalla parte sbagliata, no? Impossibile. Perché qui è Jacques. E Jacques non c'è. Ah, è sparito. È sparito. È sparito. Ho fatto lo screenshot prima di questa cosa, testimonianza ne è la grafica iniziale del video. Ah no, eccolo là. Eccolo là. L'hanno piazzato da un'altra parte, perché prima era qui dietro in una posizione veramente infelice. Eccolo lì. Questo è il cantiere dove costruiscono questo qui. Per rispondere a Tarston, qui cerco questo. Il mega cantiere dove è la mega nave cantiere, che è grande tipo uno starport, dove costruiscono queste fleet carriers. Sarebbe stato interessante poter attraccare dentro questo coso per comprare la fleet carriers, invece non è così, dovete attraccare sempre allo starport. Ok, nonostante che ci sono dei buchi per entrare, lì non ci potete attraccare. Questa è una fleet carrier, e adesso vado a fermare la nave, metto la telecamera così potete vederla, e sinceramente è anche bruttina, È anche molto bruttina. Ha un livello di dettaglio, di elementi che proprio non mi dice assolutamente niente esteticamente. Lì sopra abbiamo tutti i landing pad, come potete vedere. Adesso facciamo che lì c'è il coso di comando. Mi ricorda un po' No Man's Sky, questa cosa. Potevano farla decisamente meglio. E adesso andiamo anche a vederla. Aumentiamo le cose. Eccolo qui. Allora, vediamo di fare un giretto intorno. Questa ha i motori verdi. Ok. Allora, da distante può sembrare anche un po' carina effettivamente, ma come quando ci avviciniamo, vabbè, i motori tutto sommato non sono malaccissimo, ma
sinceramente è più bella l'Anaconda. Ok, eccoli qua. Questi vediamo un attimo i motori. Questo dovrebbe essere il deck, il centro di comando. Allora, aspettate un attimo che abbasso la sensibilità. Eccolo qui, facciamogli un giretto intorno, giusto per vederlo. Molto minimale, molto basilare, proprio 4 poligoni buttati là, con un texturing anche abbastanza semplice. Sinceramente mi aspettavo molto 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 di più. Andiamo a fare un veloce giro dei landing pad. Li vediamo qui, proprio molto easy, tutta la parte di modelli e texture riutilizzata dai precedenti modelli. Queste ali, piano 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 piano. Ok, queste ali, così, molto molto semplici, un po' di contact point, che li chiamano così, sono etichette, c'è una decal lì sopra che dice questo, dei tubi, delle antenne immancabili su una nave. Questo muso verticale, piano, sono entrato nel docking. No, non so, si è bloccata la telecamera per qualche motivo che ignoro. Ok, questa pinna timone sopra che non so. Non so. Sinceramente è un design che mi ricorda molto una via di mezzo tra uno Star Destroyer. Tra uno Star Destroyer e le navi di No Man's Sky, soprattutto quel centro di comando là sopra, quel ponte di comando là sopra, e basta. Che dire? Tanto impegno anche su questa cosa qui e sinceramente non ha minimamente l'aspetto di un che si voglia cantiere spaziale o cose. Vedo proprio veramente poca fantasia e sì. Guarda, volevo proprio dirlo che le Fleet Carriers prendono un po' il concetto del Galactica, dei Battlestar Galactica, eccetera, eccetera. Ma il Galactica era decisamente una nave più figa. Poco da fare. Anche esteticamente. Se si fossero ispirati a quella sarebbe stato bene. Qui possiamo vedere il confronto con un'Anaconda a livello di dimensioni, quindi vedete che sì, comunque sono navi gigatroniche rispetto a quello che siamo abituati a pilotare. Comunque, adesso mi tengo qui in sospensione con la telecamera perché voglio arrivare all'ultimo punto di questa diretta e dopo vado a chiudere perché davvero darò le mie ultime considerazioni. Sapete che sono sempre opinioni personali, ci sono alcune cose obiettive secondo me nei calcoli e nei conti che abbiamo visto, altre cose sono proprio meramente opinioni mie personali, quindi prendetele per quello che sono. Cosa dire? L'ultimo punto che mi sono lasciato alle spalle dopo tutto quello che abbiamo visto adesso è l'obiettivo. Cioè, ogni nuovo update, ogni nuova cosa deve avere un obiettivo. Qual è l'obiettivo e lo scopo di questo mastodonte? Ok? Qual è? Qual è? Leggendo tutto quello che hanno postato sulle patch notes, tentando di ascoltare quel video di reveal, the content reveal, eccetera, eccetera, mi sono posto una domanda. Ma queste navi perché? Cioè, a cosa servono effettivamente? Perché io devo investire tutte quelle ore di gioco per avere questa nave? Cioè, ha senso se fosse una nave magari di gilda, qualcosa del genere, o di fazione, o di squadron, mettiamola così. E allora uno dice, vabbè, è la nave dello squadrone, per carità, è la nave dello squadrone, ok? Ci sta. Costa tanto, tutti all'interno dello squadrone si impegneranno, dai telecamera, si impegneranno al fine di mantenere la nave e i vantaggi che lo squadrone può ottenere con questa nave sono magari commercio, materiali, blueprint, potenziamenti, ingegnerizzazioni per le navi e cose del genere, no? Piano piano, scusate ho accelerato per sbaglio. E quindi questa cosa qui. E quindi giustamente, come accennavi anche te prima, giustamente Tarston, e ribadisci correttamente adesso, che valore aggiunto danno al gioco e all'esperienza di gioco? Cosa aggiungono di nuovo? Questa è la domanda che mi faccio io, è la stessa domanda che mi sono fatto anch'io. Cioè, a cosa serve tutta questa cosa
ok? Se non a rubarvi il tempo della vostra vita, fondamentalmente. Perché se ci facciamo un attimo i conti e vediamo quanto tempo devo stare a giocare per poter avere una nave che mi consente di avere 100 milioni orari di guadagno. E con questi 100 milioni orari di guadagno devo fare i miei primi 5 miliardi. Dopo i 5 miliardi devo riuscire ad ottenere altri 150 milioni alla settimana. Per cosa? 500 light years di jump? Per poter parcheggiare 2-3 navi là dentro e rischiare di perdere i moduli e dover farmare trizio come se non ci fosse un domani. E guai a me se per una settimana non do attenzione a questa cosa? Che bella domanda. E penso che l'unica persona che ci può rispondere a questo punto ci ha appena raggiunto in questo momento, voi non la vedete ma io sì, e Virgi17 che ogni tanto ci accompagna durante le dirette è appena arrivata per salutare velocemente, quindi vorrei porre a Virgi17 la domanda: a che cavolo serve questo mastodonte che vedi sul monitor? Che meraviglia! Innanzitutto, ciao a tutti! Perfetto, ok, grazie per i saluti, ti ringrazio anch'io certo, a nome mio e a nome ovviamente di tutti quelli Ammazza che nave! Ammazza che nave, vero? Ho preso un po' paura, Vero, è grande, e se tu pensavi che fosse grande quella che pilotavo prima, che è questa, che era una delle navi un po' più grandi che c'erano all'interno del gioco prima. Sembra la base di Star Trek qua. Ok, eh sì, beh, ovviamente tutti i giochi spaziali prima o poi fanno i conti con Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica e tutte le varie serie di film spaziali, Alien o chi che sia. Comunque, alla fine questo mastodonte di nave, eccetera, eccetera, beh, hai avuto modo di sentire un attimo il mio ultimo intervento. Secondo te, rispondici te, che di Elite non sai assolutamente il nulla, hai provato a parcheggiare la nave una volta con risultati meravigliosi. Guarda, tanto che lo starport sta ancora lo starport lo stanno ancora riparando. Lo stanno ancora riparando lo starport perché c'è Sidewinder sparso a destra e a sinistra. Comunque, scherzi a parte, secondo te, tu che non sai niente di questo gioco, una nave così grande a cosa potrebbe servire? Con tutti i suoi costi, perché costa tanto mantenerla e gestirla. A cosa logica tua, secondo te? Una domanda così. Oddio. A cosa può servire? Sì. Quello che possono servire anche le altre navi, trasporti, no? Ok? Sì, idee tue, quello che ti viene in mente, di tutto quello che è la tua cultura fantascientifica di astronavi. Sembra che ci possa atterrare anche sopra, perché Sì. sembrano delle basi. Quindi può essere un garage. Un garage, sì. Ok, oltre ciò? No, penso abbia la stessa funzione che hanno le altre navi, presumo. No? Ecco, ok, sì, praticamente uno spazioporto mobile tuo personale. Quindi sì, puoi parcheggiare. E giusto per fare un paragone, un parcheggio che ti costa 5 miliardi. Ammazza, oh. Ok? Però. Ecco. Sai quante cose faccio con 5 miliardi dentro questo gioco? Mi compro tutte le navi del gioco. E posso avere un Federal Corvette, posso comprarmi un Fair Lance, posso comprarmi le tre large ship, e posso comprare un sacco di moduli e divertirmi un sacco senza dover mantenere tutto questo carrozzone. Almeno questa è la mia idea. Però fa figo. Fa figo. Però fa figo, Eccolo là. Devo essere sincero. Ecco, grazie Virgi17, nella tua saggezza ci hai veramente risposto. Hai dato la risposta, Sì? secondo me. Sì. Hai indovinato? Sì. Dai. Perché fare tutta questa cosa? Perché fa figo. Non ti aggiunge niente al gioco, perché puoi fare tutto tramite i soliti starport. Ti obbliga a star connesso tutte le settimane a fare i soldi per mantenere questo mastodonte di nave, ok? E tutto perché fa figo avere una mega ship dentro il gioco, quindi poter gestire una nave così grande che non serve assolutamente a una cucuzza di niente, ma come dici te fa figo. In fase di post produzione vedremo di sistemare un po' quello che è saltato nella diretta. Comunque, giusto per rispondere, guarda, Virgi17 ci parcheggiano al pad 17. Hai visto? Fatalità. Comunque, giusto per dire, adesso stiamo andando a parcheggiare, vi faccio vedere dove si compra la cosa. E quindi, se fosse saltato il discorso di prima, fondamentalmente questo update serve solo per fare i fighi, punto, fine, perché non aggiunge praticamente quasi nulla, secondo me. Wow. Che culo. Ah? Perfetto. Allora,
Andiamo a Che parcheggiare bravo, la che nave. bravo. Ed era da anche un po' che non pilotavo, pensa un po'. Comunque sì, quindi fondamentalmente questa cosa qua secondo me servirà solo ed esclusivamente per fare i fighi dentro Elite. Ah, io ho il Fleet Carrier. Vabbè, bravo. Ok, contento te. Io se dovrò giocare, cioè se vorrò ancora giocare, non lo farò. Mister Virus ha E, poche cucuzze, sì, lei, sì, ho solo 2 miliardi e 2. Non va bene. Non va bene, Non va pensavo di bene. essere messo anche bene coi soldi fino prima di Non questa va cosa, bene, invece, deve mettersi a lavorare, sta sì. cippa. Comunque, dove compriamo la cosa? Ovviamente una cosa molto intuitiva, io vado nello shipyard e cerco qua. No, no, no. Devo andare nei contacts. E qui, oltre tutti gli altri contacts, come vedete c'è un Fleet Carrier Vendor. Patam! Ah. Eccolo E qui. qui potete comprare la cosa e io non posso farlo, ovviamente, perché come vedete richiede 5 miliardi di crucuzze. Ormai su Elite le chiameremo le crucuzze e sono CR, sono le crucuzze. E ribadiamo che siamo dentro la beta, quindi io capisco nel gioco originale devo fare i soldi che mi mancano per poter arrivare qui, può essere anche un buon obiettivo da aggiungere a Elite, per carità, niente da dire, ma in una beta devi darmi i soldi perché non vedono l'ora che noi testiamo la cosa, ce l'hanno anche scritto. Gli hotpot nella beta sono anche spariti. Ah, hotpot? Hotspot. C'è stata qualche difficoltà di digitazione. Di nuovo. Gli shite spot sono i meglio. Però vedo anche un'altra cosa. Ecco perché mi è saltata la chat. Scusate, porcaccia, ti diamo benvenuto alla chat room. Adesso mi è sparita la chat room. Mamma mia, devo trovare un modo diverso di gestire la chat perché adesso mi è sparita la chat room con anche i messaggi di prima, ma me li recupero da un'altra parte, non c'è problema. Comunque, perché quando mi salta quella cavolaccio di connessione è un po' un problema. Comunque andiamo a chiudere, dai, la diretta, mi sto dilungando già troppo, 52 minuti, non pensavo di stare più di mezz'ora su sta cosa. Occhio al piede. E niente, dai ragazzi, basta. Questo è quanto. Virus 101 ha provato un po' questa beta fin dove riuscivo a provarla, perché ringraziando Frontier non ho potuto comprare la nave e farvi vedere come fare le varie cose, o comunque provarlo io anche per mia conoscenza. E che dire? Boh. A me sinceramente questo update non piace, come non è piaciuto l'update precedente. Spero di sentire la vostra opinione, cosa ne pensate, un po' ne abbiamo già parlato anche su Discord. Quando uscirà il video su YouTube, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che sono sempre ovviamente opinioni personali, quindi se a voi invece queste cose piace fare, ben venga, fatele, divertitevici. I giochi sono fatti appunto per divertirsi e ognuno si diverte un po' a modo suo. E cos'altro dire? Un po' di frustrazione dovuta al fatto che in una beta non ti consentono di testare le cose che pubblicizzano così tanto, no? Giusto. Ok, e quindi niente, basta, altro da dire non ne ho. Nel video risultante appunto vi metterò un po' di link, un po' di cose, spero di riuscire a pubblicarlo entro breve. E per il resto, ragazzi, ho attivato una collaborazione con Godlike Gaming, avete visto un po' i banner partire durante la diretta e avrete tutti i link e tutte le ulteriori informazioni per questo misterioso progetto nei prossimi video. Comunque, e ve ne parlerò anche più dettagliatamente con la dovuta calma. Oggi ho dovuto concentrarmi purtroppo un po' su questa beta disastrosa di Frontier e non lo so. Cosa stanno facendo, cosa stanno combinando, dove vogliono andare a parare inserendo questi contenuti fine a se stessi. Detto questo, io direi che ci siamo. Ringrazio Virgi17 per essere passato a salutare. Assolutamente. E per averci dato anche la risposta. Ecco, non lo sapevo. Che dopo la prima risposta che era 42, sì, 42 sì, la esatto, prima risposta è 42. Sì. Ok, perplessi, sì. Se ci vediamo. Se un uomo. Comunque, dopo ci siamo persi. Allora, grazie Virgi17 che ci ha dato la risposta numero 2, perché la prima risposta era 42, la seconda risposta è per fare il figo, sì. ok? E questo risponde al perché le Fleet Carriers.
e andiamo a chiudere questa diretta. Direi che ci siamo, altro da dire, da trattare non ne abbiamo. Quindi ragazzi, grazie a tutti chi ha seguito la diretta, grazie a coloro che rivedranno il video. Ricordo a tutti il tasto follow, subscribe, quello che sia. Ho attivato anche un account Instagram e a breve avrete anche il link. E non ho più fiato. Virus 101. Un caffè. Un dai, caffè, un sì. caffè. Sì, dai che salutiamo, andiamo a bere il caffè. Virus 101 e Virgi 17. vi salutiamo. Ciao a tutti! Ecco, perfetto. Notte a tutti e vi do la buonanotte con il mio ormai consueto transmission out.